Bene Veneti, allora siamo qua a Sala Lucchi a Verona appunto per continuare a parlare dell'inceneritore Cadelbue e dei sistemi alternativi per il riutilizzo delle nostre immondizie. Daniele Nottegar, rappresentante di Verona Reattiva, che da sempre si batte contro l'inceneritore del Cadelbue, voleva fare un par di domande. Adesso la sala l'andremo a riempirsi e pian piano partirà il dibattito. Cosa che ne pensa lui di questa serata? È la utile? Servela? Siamo ancora poco attenti al nostro ambiente? Beh, sicuramente siamo poco attenti perché la gente non si rende conto che l'apertura di un inceneritore crea problemi dal punto di vista salutistico, dal punto di vista dell'inquinamento e soprattutto anche dal punto di vista del costo del riciclaggio dei rifiuti, anzi del trattamento dei rifiuti, perché in realtà l'inceneritore non ricicla i rifiuti, perché comunque con quello che è il metodo Vedelago, che stasera appunto sarà illustrato direttamente dalla proprietaria nonché direttrice Carla Poli qua nella nostra assemblea, sapremo come riuscire a guadagnare, non bruciando i rifiuti ma riciclando appunto i rifiuti come se fossero materie prime. Questo è importantissimo perché comunque ci dà tutti quei vantaggi che con l'incenerimento invece non avremo. Ecco, intanto si unisce con noi altri anche a Reggiani della lista Grillo, anzi che si chiama Provincia Virtuosa. Verona Provincia Virtuosa. Ecco, una domanda, visto che lei è qua al volo. Sì. Noi altri veneti. Lottiamo per avere un ambiente sano. Però qua mi pare che in realtà non è che crediamo così tanto. Cosa dovremmo fare? E invece no, perché i veneti, soprattutto i veronesi, che crede moltissimo. Ricordo che Verona è una delle province più virtuose per quanto riguarda la raccolta differenziata, quindi i cittadini veronesi di tutta la provincia di Verona, e io penso che sia estendibile anche alla città e anche a Villafranca, che sono le due principali città della nostra provincia, che ancora non fanno il porta a porta, perché non perché i cittadini non vogliano, ma perché i loro amministratori sono timidi. Quindi ribadisco, Verona può insegnare a tutta Italia cosa vuol dire fare un ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti, che ovviamente non vuol dire bruciarli, perché ormai in tutto il mondo Obama per primo ci sta insegnando che bruciare rifiuti non è una cosa che si può fare nel terzo millennio, per fare una cosa per i cittadini, per l'ambiente e per le prossime generazioni. Quindi i veneti e i veronesi soprattutto hanno la possibilità di farlo, e nelle prossime elezioni io spero che questi messaggi possano arrivare anche alla politica, che invece sta discutendo di ben altro. Qui si parla di milioni, si parla di soldi, non si parla del problema, non si parla di mettere in pista delle soluzioni che esistono, e questa sera avremo la signora Poli, che voglio dire è di Vedelago, Treviso, quindi è del nostro Veneto, è gente veneta che sta insegnando a tutta Europa come si fa a gestire veramente il rifiuto come una risorsa. Ecco, allora, Veneti, Verona Provincia Virtuosa, Libertà Civica, Verona Reattiva, siamo sempre con voi altri e ricordiamoci sempre che bisogna votare, controllare ma anche assigare. Ciao a tutti. Ciao. Stop.